Buongiorno da Adria, buongiorno da Leandro Maggi, alla presenza della dottoressa Alberta Facchi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Adria, di Sua Eccellenza il prefetto di Rovigo, dottor Clemente Di Nuzzo, del sindaco Massimo Barbuiani, sindaco di Adria, del dottor Daniele Ferrara, direttore regionale Musei Veneto, e della dottoressa Cecilia Rossi, funzionaria archeologa della Sovrintendenza ABAP per il Comune di Venezia e Laguna, il colonnello Edoardo Campora, comandante provinciale dei Carabinieri, e il maggiore Emanuele Meleleo, comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Venezia, hanno presentato nel Museo di Adria appunto 14 ceramiche archeologiche, oggetto di ricettazione recuperate dal Nucleo TPC di Venezia. Ascoltiamo l'intervento del maggiore Emanuele Meleleo. Perché restituire alla popolazione, a un contesto storico particolare, un contesto scientifico, è sempre bello. Già negli interventi precedenti si è ben compreso l'importanza dei reperti e anche l'importanza che è un valore della comunità. Noi nelle nostre attività, nelle nostre indagini, banalmente che facciamo? Monitoriamo il mercato dell'arte, monitoriamo quelle persone che a volte anche con pochi scrupoli vendono, cercano di speculare sul bene culturale. In questo caso cosa è successo? Le nostre storie sono sempre, piene di incroci, di collaborazioni importanti. Uno studioso nota questi reperti, li osserva probabilmente in un sito piuttosto che in una galleria d'arte, e poi vi spiego dove siamo andati a finire, e ce li segnala, ecco, insomma, nel senso siamo un riferimento anche per gli specialisti e per gli studiosi di settore. Dice: c'è qualcosa che non va, quei reperti mi sembrano importanti, probabilmente bisogna verificare bene la loro legittimità. Iniziamo, li guardiamo anche noi in foto, li analizziamo nella nostra banca dati, chiediamo subito un primo consulto alla sovrintendenza. Per noi è un ruolo importantissimo perché sono quelle persone che ci aiutano, ci indirizzano, che colmano delle capacità che noi non abbiamo, perché abbiamo una preparazione di polizia giudiziaria propriamente, quindi siamo provenienti dai carabinieri, appunto. Detto questo, siamo andati a controllare l'antiquario di Trieste, l'abbiamo perquisito e in questa occasione abbiamo poi ritrovato alcuni reperti, abbiamo avuto indicazioni di dove erano stati venduti, abbiamo trovato altre persone che avevano acquistato questi reperti, tutti della stessa, chiamiamola, collezione, e li abbiamo anche lì sequestrati. Qualche curiosità: i reperti erano stati acquistati dall'antiquario all'estero in delle aste, quindi vedete quanto un qualcosa di così antico, di così datato, gira il mondo più delle persone, no? Questi oggetti che girano, quindi provenienti dal Lazio oppure dalla Puglia, sono arrivati all'estero, Austria piuttosto che Germania, e alla fine sono finiti a Trieste e adesso li ritroviamo qui ad Adria. Ad Adria, alla collettività di Adria. Quindi qual è la cosa che mi piace sottolineare? Un museo archeologico è un valore aggiunto per una comunità, perché vuol dire che qui nel territorio esistono delle aree, delle zone vincolate, dove ancora potrebbero uscire allo scoperto dei nuovi reperti archeologici. E quindi forse qualcuno, io sono molto oggi appassionato perché ci sono i ragazzi, quindi è bello parlare con i ragazzi. Cioè, l'avete forse sentito dire, no? Magari che nell'eredità, nel terreno, in quella cantina, in quello stanzino, magari è uscito fuori un oggetto importante. È complicato avere una detenzione legale di questi oggetti, le possibilità sono tre. Chi non ha un percorso giuridico, però insomma sono semplici, cioè, o si detiene prima del 1909, quindi questa è una cosa molto importante ed è anche difficile. C'era la curiosità delle autorità, mi dicevano: ma come si fa a detenere un bene archeologico legalmente? Non è proprio semplice. Oppure c'è stato lo Stato che ha dato un premio per un ritrovamento, quindi la classica legge del codice nostro civile: io trovo qualcosa, lo devo comunicare all'autorità locale, al sindaco, e poi ho diritto a un premio di ricompensa. In questo caso lo Stato decide di dare magari qualcosa. Oppure è il contributo per un'espropriazione ricevuta. Alcuni terreni lo Stato li acquisisce per interesse archeologico e dà qualcosa al privato. Quindi le condizioni sono veramente limitate, quindi diffidate dai commerci facili,
lo metto su una piattaforma, lo metto in vendita, guadagno qualcosa, perché le pene sono gravi, la ricettazione del bene culturale dal 2022 è entrato a pieno titolo nel nostro codice penale e le sanzioni sono veramente gravi, e quindi veramente un invito, un'azione divulgativa che in queste occasioni facciamo sempre. L'indagine è stata abbastanza semplice, insomma lunga, perché è partita nel 2021 e sono serviti vari attori affinché c'è stato un buon esito. Naturalmente la procura, il procuratore ci ha diretto e coordinato in modo insomma ottimo, e poi alla fine si è arrivato alla confisca e alla restituzione tecnicamente allo Stato, quindi questo è il valore aggiunto che noi ci portiamo insomma, alla fine di ogni operazione. Grazie.